Conto alla rovescia che è arrivato a 0 per la quinta corsa, una sistemata alla finimentazione di Elettra Daisy, favorita della corsa di galoppo nell'ultima falsa partenza ad imboccare la curva. Sistemato un po' il paraocchio, vediamo se basterà. Si va all'1 Dout Des Gennaro Amitrano, 2 Elettra Daisy Marco Stefani, 3 Critz Antonio Di Nardo, 4 Damaris Griff Andrea Farolfi, 5 Fiorano Roberto Vecchione, 6 Batost Max Castaldo. In seconda fila 7 Candei Greppi, VP dell'Annunziata. Start che li raccoglie, non tocca l'ala con il 6 Batost, gli altri che ci arrivano gradualmente, numeri bassi gli ultimi a toccare l'ala. Si va con veloci Damaris Griff e Fiorano subito alle prese, all'imbocco della prima piegata Damaris Griff in vantaggio ma sbaglia, così rimane davanti Fiorano nei confronti di Elettra Daisy. La terza posizione per numero 4 Damaris Griff squalificato. C'è Critz che è rimasto allo scoperto, poi ancora Candei Greppi che precede Batost. 14-1 il lancio da parte di Fiorano che ora riprende in mano e così porta anche dal punto di vista tattico la corsa a suo favore. Dopo essere scivolato a condurre si permette un 29-8 con un 15-7 di secondo paletto. Tutto comodo per il momento per Fiorano che ha preso la testa, al suo esterno c'è Critz, in corda c'è Elettra Daisy che precede Dout Des, quindi Candei Greppi ancora Batost, passaggio davanti alle tribune, Fiorano al comando di fuori, Critz in corda Elettra Daisy, poi Candei Greppi in seconda pariglia con alla sua sinistra Dout Des, in coda rimane Batost. Un minuto per la metà gara, che per questa categoria significa andare piano. Fiorano è in vantaggio, il tedesco di casa Elert continua indisturbato leader, in seconda posizione Elettra Daisy, di fuori c'è Critz, 1,15 anche il primo chilometro a passo costante e lento. Elettra Daisy rimane sempre in tasca in seconda posizione a precedere Dout Des. Il treno esterno per il momento non si fa luce al largo, la retta di là in 14,5 ancora a fermare Roberto Vecchione che cerca di fare effetto fionda con Fiorano, se lo carica in mano il più possibile, muove Candei Greppi sul calo di Critz e allora via, mollata la fionda, Roberto Vecchione che fa accelerare Fiorano, il quale scatta secco nei confronti di Elettra Daisy, Dout Des e Candei Greppi. È una passerella per Fiorano che vince come vuole, al secondo posto Dout Des, al terzo Elettra Daisy, 28,9 ad arrivare, 1,13,4 al ragguaglio, tutto al minimo dei giri, tutto facilissimo. Roberto Vecchione Salchia Fiorano, il team Elert, i colori di Raffaele Sepe, vince il 6 anni da Tiger Woods AS che una volta presa la testa completa il miglio in scioltezza, vince nei confronti di Dout Des e Elettra Daisy 5-1-2 in numeri l'arrivo della quinta.